Amici di Officina Mediterranea, benvenuti, bentornati a questa puntata insolita del sabato sera dedicata a Vieni al Sud. Do il benvenuto al nostro Francesco Manfredi, il nostro architetto ufficiale di Officina Mediterranea. Bentornato Francesco. Buonasera, ciao Donato e buonasera a tutti coloro che sono collegati in questo momento. Questa sera è una puntata particolare di Vieni al Sud perché parleremo di Miglionico, questa ridente cittadina in provincia di Matera. Si sta per collegare il nostro ospite Fabrizio Perrone, che è un consigliere comunale di Miglionico con delega alla cultura, al turismo, ma anche storico dell'arte, quindi sarà una puntata estremamente interessante. Prima di passare la linea a loro, io vi ricordo il concorso, come avete potuto vedere nella nostra presigla, il concorso di Officina Mediterranea il cui bando scade il 31 di ottobre, un concorso molto ricco perché diventa quindi da quest'anno un festival internazionale di 3 giorni, quindi la premiazione avverrà a Matera il 18, 19 e 20 dicembre e le categorie in gara sono poesia, fiabe e favole, racconti, narrative e saggi sia a tema natale che tema libero e poi a tema libero pittura, scultura, artigianato artistico, canzoni d'autore, musica d'autore originale, cortometraggi, fotografia, teatro, fumetto inteso nel senso più ampio del termine, quindi anche illustrazioni, anche graphic novel, eccetera, eccetera. Nel teatro abbiamo aggiunto in extremis anche la drammaturgia, perché ci sono arrivati anche dei testi teatrali, quindi abbiamo ritenuto giusto quindi poter ampliare quanto più possibile insomma il raggio di azione. I nostri partner ufficiali sono Laura Capone Editore, Brigante Editore, il Circolo Filotecnico Numismatico Materano, che è il nostro partner logistico, la rivista di Los Angeles Napolitanamente.magazine, il Festival della Scienza di Foggia, il Museo delle Cere di Rocco Imperiale, la Proloco Basilicata, nonché la Proloco anche nazionale, e Punto Zero Studio Potenza, che è uno studio di registrazione che darà la possibilità al primo classificato nella sezione musica e al primo classificato nella sezione racconti di realizzare il loro videoclip, quindi dei premi abbastanza diciamo sostanziosi, ma ce ne sono anche altri che poi vi sveleremo man mano. Io, siccome il nostro ospite si sta preparando perché purtroppo era in viaggio tra Matera e Miglionico per doveri istituzionali, io direi, Franz, di passare alla sigla e poi comincerei subito a mandare in onda il primo video su Miglionico, così diamo la possibilità alle persone di cominciare a capire di quello che dobbiamo parlare. Che dici? Sì, sono d'accordo, certamente. Sì, che già dal video, sì, in effetti coloro che, cioè tutti i nostri amici che si collegano periodicamente appunto a queste puntate hanno idea, cioè iniziano a farsi un'idea di che cosa poi andremo, o meglio a questo punto Fabrizio ad esporre in dettaglio. Perché vedo anche che sono arrivati i primi commenti che manderemo in onda tra poco. Niente, allora restate con noi, ci vediamo tra circa 58 secondi, subito dopo la sigla.
Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera, Benvenuto alla nostra trasmissione. No, volevo solo dire che dopo questo bellissimo video che il nostro regista Donato Rinaldi credo che già parte del nostro lavoro l'ha fatto il video, perché noi facciamo questa trasmissione, viene al sud per incentivare le persone a visitare i nostri piccoli borghi, le aree a volte poco conosciute. Però diciamo, credo che chi ha visto questo video, che poi è incentrato, che è solo un pezzo, diciamo, di Miglionico, che merita sicuramente il punto di forza di Miglionico, però credo che basta già questo per incuriosire il visitatore a fare una puntatina a Miglionico. No, assolutamente, e il visitatore sarebbe il benvenuto, e questo lo dico, è da diciamo storico dell'arte e da consigliere delegato alla cultura, quindi assolutamente l'invito è validissimo e vi aspettiamo, anzi, a Miglionico. Anzi, se mi permetti, Franz, vorrei ricordare appunto che oggi e domani ricorrono appunto le giornate autunnali del FAI, motivo per cui sarebbe bellissimo. Ecco, vedo adesso la grafica del vecchio forno di Via Trento, che tra l'altro è un'opera di restauro completata da pochissimo e che soprattutto narra di una società, ecco, di una società che non è quella che siamo abituati a vedere oggi, soprattutto con i forni moderni, ma è quella società che racconta del momento in cui i contadini e le mogli dei contadini vivevano questo lento vivere, che era senz'altro una vita lenta, che però diciamo traeva la forza da questa lentezza, e soprattutto in quella lentezza aveva quel sapore che forse oggi non possiamo più assaporare, della genuinità. E proprio stamattina, mi permetterai, sono passato, diciamo, a vedere, no? I ragazzi cosa avevano preparato, quindi come avevano allestito il forno, come si erano preparati, perché è risaputo che appunto in queste giornate le scuole facciano un po' da ciceroni nelle visite guidate, ed è stato bellissimo vedere due bambini, potevano essere davvero molto molto piccoli, penso seconda, terza elementare, non di più, e vedere questi bambini impegnati nel raccontare quello scorrere lento che era proprio della vita contadina, quel panificare, anche perché lo stesso panificare è un atto che richiede lentezza. Molte volte noi siamo abituati, soprattutto penso al periodo del Covid, in cui ci siamo improvvisati un po' tutti i panificatori, però ecco, in questo la storia c'è maestra, ci siamo riscoperti di nuovo alle origini, cioè nel momento della difficoltà siamo ritornati un pochino alle origini, e quel lento panificare, ricordavo appunto durante il Covid, stessa mia madre panificava, aspettavano che lievitasse, che il lievito madre si producesse, che venisse ogni volta rinnovato, quindi diciamo purtroppo durante la pandemia sarebbe bello riprendere queste tradizioni in tempi più felici, però stamattina ho rivissuto un po' quasi quel vivere contadino, che è proprio di Miglionico. Miglionico è un paese ricchissimo di storia, arte e cultura, davvero ricco, è uno dei centri più importanti anche dal punto di vista artistico, basti pensare al Polittico di Cima da Conegliano, ma nonostante questa sua ricchezza, a me piace definirlo comunque un paese che ha le sue origini nella civiltà contadina, e in tale ancora oggi si rispecchia, perché non è difficile vedere ancora a Miglionico molti dei miei compaesani avere l'orto e quindi coltivare piuttosto che fare l'olio, quindi diciamo fare le olive, anche perché a breve dovrebbe iniziare la campagna, piuttosto che vinificare, quindi avere la vigna. E tutto questo penso sia un valore aggiunto non solo del nostro paese, ma un po' di tutto il sud. E quindi se viene al sud, è vero che vuole essere un invito a ripercorrere queste tracce, beh, allora il mio invito non può che essere ancora più caloroso a venire non solo al sud, ma anche a Miglionico. Certamente, no, Fabrizio, no, adesso sì, tu giustamente hai ricordato, tu sei molto
giovane, quindi, però Così dico, dicono. tua madre si occupava, cioè faceva appunto il pane. Io sono più avanti, un po' più avanti di, cioè io penso più avanti di te con gli anni, e queste cose me le ricordo anch'io, e le ricordo bene, per cui sì, partecipare a questa iniziativa è sicuramente una cosa che susciterà grande curiosità per chi non ha mai visto, diciamo, qualcosa del genere, che non l'ha vissuta, diciamo, in prima persona, e una forte emozione, diciamo, da parte di chi invece ha questo ricordo. Per cui sì, invito, non so se riuscirò a farlo io, è un po' distante Miglionico da dove vivo io, però comunque non è impossibile. Ed è sicuramente un'iniziativa che si segue dalle altre. Io oggi pomeriggio sono stato a Potenza a vedere, a parte alle iniziative che fanno a Potenza, per quanto sempre nell'ambito delle giornate del FAI. Dico Potenza, come tante altre parti, diciamo, della Basilicata dell'Italia, si punta soprattutto a far vedere palazzi, a far vedere, non lo so, chiese, a far vedere giardini, non lo so, a far vedere fondamentalmente monumenti, a parte il patrimonio tangibile, quello che noi lo tocchiamo con mano, ce l'abbiamo sotto gli occhi, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda il patrimonio intangibile, e noi stiamo parlando proprio di quello che voi avete organizzato a Miglionico, non c'è molto in circolazione, e credo che queste siano le cose veramente più importanti da fare. Cioè, io credo che abbiano un valore aggiunto rispetto alle Assolutamente. altre. Quindi, Assolutamente, posso dirti anche, io esco, diciamo, anzi, permettimi di ringraziare Donato Rinaldi appunto per la regia e per soprattutto la pazienza che ha avuto nell'inseguirmi, però come ti stavo dicendo, io esco proprio da delle giornate in cui abbiamo riaperto con l'Associazione Madonna della Bruna a Matera una mostra da me curata a Micta, e proprio ieri, durante il convegno che si è tenuto per la riapertura, perché abbiamo inserito dei nuovi pezzi, precisamente sono dei merletti del puntino ad ago di Latronico, si parlavano dell'importanza del bene immateriale. E quel bene immateriale molte volte, come ho avuto modo anche ieri di dire, parte dal punto di vista culturale, ma soprattutto dal punto di vista antropologico. Perché proprio ieri facevo questa riflessione, ma che può essere benissimo fatta oggi su Miglionico. Io dico sempre, il primo valore aggiunto di queste città, di questi paesi, soprattutto di questi paesi che sono nell'entroterra, no? È il silenzio. Quindi se dovessimo guardare al bene immateriale per eccellenza, è quel silenzio di cui questi paesi sono pervasi, che non è sempre un silenzio. Leggevo adesso un commento in cui ci stavano chiedendo se il borgo si sia mantenuto così autentico perché non c'è stato nulla di nuovo o perché è stata una ricerca appunto di chi ha guidato il paese fino ad oggi. Posso diciamo rispondere con serenità che il nuovo assolutamente c'è, siamo anche noi, diciamo, abbiamo anche noi una periferia che quindi ha visto come tutti i paesi l'incremento di nuove strutture con nuovi materiali, soprattutto con la nuova edilizia, quindi il nuovo c'è. Ma non si è commissionato con il vecchio perché si è stati attenti in una politica rigorosa a non far entrare troppo il nuovo laddove c'è appunto il vecchio, più che vecchio l'antico. Questo perché? Questo perché è importante in questi paesi preservare l'originalità che hanno, quindi l'assetto originale, ma soprattutto la cosa più interessante dal punto di vista, io sto parlando con te che sei architetto, quindi potrai ben correggermi, non è il non far entrare il nuovo, quanto il saperlo far dialogare con quello che già c'è. In un'ottica di visione di questi paesi che non possono e non devono essere mai, diciamo,
essere disturbati, non venga mai, diciamo, in questi paesi disturbata quella quiete, quel silenzio, che è una quiete, un silenzio che parte e dalla popolazione, quindi una popolazione serena e pacifica, e anche dalle strade, da come vengono vissute le strade, da come viene reso l'assetto del paese. Quindi è un silenzio che parte proprio dal silenzio vero e proprio, quello della parola, quindi di una vita lenta e tranquilla, anche a un silenzio visivo, un silenzio che quindi dia la quiete all'occhio e che non vada a perturbarlo nella sua visione. Noi usciamo come amministrazione comunale da ancora altri interventi, fra cui il serbatoio comunale, che è un serbatoio di epoca fascista e che è proprio di fianco la Basilica Santa Maria Maggiore. Motivo per cui anche lì, nel momento in cui abbiamo dovuto dare il nuovo assetto del serbatoio, quindi andarlo a perlomeno, diciamo, a ristrutturarlo nel suo esterno, ci siamo ben visti dal fare caos ottico, piuttosto che magari mantenere una linea equilibrata e non, diciamo, intestarci il grande, il grande, ehm, il grande evento piuttosto che la grande opera di ristrutturazione. Quindi penso che questo silenzio di No, questi ma paesi parta anche da questo. sì, sì, no, sicuramente su questo siamo pienamente d'accordo, ma tu hai menzionato un episodio, diciamo, architettonico di Miglionico che forse in passato, cioè nel passato recente, fosse stato anche elemento di discussione, pensando addirittura alla sua demolizione, perché visto così può sembrare un elemento disturbo, in parte forse lo è anche, però oramai io credo che sia oramai è storicizzata la presenza del serbatoio, anche nell'urbanistica di Miglionico. È un Assolutamente, edificio che rappresenta appunto un periodo, cioè voglio dire, se è stato realizzato, un motivo ci doveva pure essere. A Miglionico siamo figli del hanno nostro dovuto tempo. costruire, hanno dovuto costruire questa torre, perché poi si tratta di una vera e propria che è stata costruita di fianco alla chiesa. Quindi è già questo comunque, diciamo, non ha inficiato la visuale della facciata della chiesa. In altri posti invece li hanno costruiti in maniera anche più invasiva. In altre realtà, ti faccio l'esempio di Craco, dove io ho modo me ne occupo, diciamo, per motivi professionali. Il serbatoio l'hanno realizzato addirittura all'interno della torre medievale, dove tu dall'esterno non vedi assolutamente niente, però all'interno c'è questo serbatoio in cemento armato, che io non so poi come hanno fatto a realizzarlo in maniera così capire, cioè adesso non si muove proprio, non c'è un granello di polvere, cioè è fatto bene questo cemento, che pure a volerlo pulire, ma questa sarebbe una cosa inutile quanto pericolosa. Io non so come hanno fatto, perché non è facile non era facile realizzare una struttura di cemento armato in un punto in cui era difficile arrivarci con qualsiasi mezzo. Per cui, tornando al serbatoio di Miglionico, io credo che voi abbiate fatto la scelta giusta, quella della sua conservazione, del suo restauro, del suo recupero. Non so se è prevista anche una destinazione d'uso Assolutamente nuova. sì. Sì. Assolutamente Sono sì, ci sono, diciamo, adesso delle interlocuzioni anche importanti, per cui diciamo poi man mano che andiamo a chiudere anche il cerchio dei lavori che verranno effettuati all'interno del serbatoio, avremo poi modo anche di dire quale sarà la sua destinazione d'uso. E non solo, ti volevo anche così, diciamo, permettimi, volevo dirti che proprio durante l'opera di ristrutturazione dell'esterno, grazie, perdonami, grazie alla Fondazione Dio Tallevi di Bari, siamo riusciti ad avere un cantiere evento con un'opera di Mario Cresci che raffigurava, appunto, riprendeva il Cristiopasso del politico di Cima da Conegliano con un messaggio alla pace, quindi un no alla guerra. E quindi noi abbiamo ospitato per diversi mesi l'opera di Mario Cresci davanti proprio
l'impalcatura che copriva appunto i lavori di ristrutturazione del serbatoio. Questo per dire anche quando e come, anche nei piccoli centri, nonostante noi lo riusciamo a vedere benissimo nei grandi centri, penso ai grandi cantieri di Roma e di Milano, in cui questi esempi sono ancora più marcati, anche nei piccoli centri si riesce a fare cultura anche nel momento in cui si pensa che di lì in poi non ci sia più nulla. Di solito quando noi mettiamo un'impalcatura davanti a un edificio si pensa che per qualche mese quell'edificio sarà inibito alla vista e diciamo non si vedono vie d'uscita, sembra quasi un capolinea da cui poi ripartire nel momento in cui viene smontato. E invece no, per noi è stato un percorso anche artistico e culturale, anche per i nostri concittadini, vedere ogni giorno l'opera di Mario Cresci, questo No alla guerra con il Cristo e Passo davvero in dimensioni giganti, che ci ha accompagnato e allietato per tutta l'estate, per tutto diciamo, il periodo in cui è stata montata l'impalcatura. Quindi diciamo anche questa visione e questo voler andare oltre quello che si pensa possa essere il punto di arrivo o comunque un punto di non ritorno. Benissimo. Va bene, io direi di fare una cosa così, cioè giusto per diciamo incanalare un po' quella che è la discussione, le cose che tu andrai a dire. Infatti adesso i nostri ascoltatori hanno ascoltato queste cose e sicuramente si saranno incuriositi, però magari forse partire un po' dall'inizio, quindi spiegargli un po' di cose. Quindi abbiamo detto che è un piccolo centro di 2300 abitanti, insomma, ha un territorio abbastanza vasto, cioè per una regione come la Basilicata, tanto piccola non è nemmeno, che se consideriamo che San Paolo Albanese conta poco più di 100 abitanti, insomma, cioè, quindi capirai. Diciamo, ci difendiamo bene, dai. È il più piccolo comune della Basilicata, ma ce ne sono anche altri che hanno al di sotto dei 1000 abitanti, ce ne sono veramente tantissimi, per cui Miglionico, tutto sommato, è un piccolo centro, però non tanto piccolo. Ecco, mi permetto di fare questa considerazione. E è comunque un centro, un comune che ha una storia lunghissima, una storia che affonda le radici, non lo so, tu forse all'epoca degli Enotri, avevo letto da qualche parte, eccetera, però poi ci sono stati nelle epoche successive, soprattutto nel periodo medievale, e il castello di per sé anticipato, diciamo, delle cose, insomma, e poi successivamente ci sono stati altri periodi storici. Ma c'è anche un'altra cosa, Fabrizio, che io vorrei sottolineare, ed è questa. Da un video che Donato mi aveva mostrato, realizzato col drone, si vede all'orizzonte la diga di San Giuliano, che tutti sono convinti che si trova nel territorio di Matera, ma non è esattamente così. Una congrua parte si trova nel territorio comunale di Miglionico e anche di Grotto, se non ho capito male, ed è un'oasi faunistica importantissima, l'oasi di San Giuliano, dove è stato rinvenuto il famoso fossile di questa balena del Pleistocene, insomma, che adesso lunga 26 metri, che adesso si trova esposta, ricomposta, diciamo, in qualche modo allestita nel Museo Ridola di Matera. Non so, Fabrizio, sì, assolutamente. La diga di San Giuliano è una riserva principali della storia di Miglionico. La diga di San Giuliano è anche una riserva, quindi per noi è un grosso vanto, perché diciamo è il centro anche della ricerca appunto sulla fauna e eccolo qui, sì. Adesso guardo con voi nella grafica il video fatto con il drone.
E potete notare come all'orizzonte ci sia la diga di San Giuliano che, come dicevo, è una riserva naturale vanto del territorio di Miglionico, perché si trova in parte nel territorio di Miglionico, in parte in quello di Matera, ed è un'oasi faunistica non seconda a nessuna, possiamo dire, soprattutto in Basilicata. Quindi davvero ancora adesso ci sono sia dei centri di ricerca ma anche dei centri di conservazione di appunto ehm, avvistamento delle specie, soprattutto delle specie protette, quelle che appunto noi sappiamo essere parecchio in difficoltà in questo periodo, soprattutto laddove il cambiamento climatico ha inciso molto, soprattutto sulla vita degli esseri viventi. Quindi sì, diciamo, oltre che avere una grossa fetta di storia, ecco qui il Castello del Malconsiglio, perché sì, come dicevi tu, Miglionico trae le sue origini davvero negli anni più remoti, anche se poi diciamo i secoli che l'hanno consolidato sono appunto gli anni intorno al 400, diciamo, lì dove si è andato a conformare l'assetto che oggi vediamo. In primis partiamo dal castello appunto che ha subito diverse stratificazioni, diciamo che su Miglionico l'unica cosa certa è che possiamo parlare per ogni monumento di pareti palinsesto, di stratificazioni, perché c'è stato sempre un crescendo, anche perché Miglionico da sempre storicamente è stato un centro cittadino molto molto attivo. Lo è stato nel momento in cui era assoggettato alle signorie come gran parte dei paesi anche limitrofi, lo è stato dal punto di vista culturale, lo è stato anche dal punto di vista religioso. Ne sono testimonianza le opere d'arte. Io, diciamo, anche per diciamo, i miei studi, mi sono occupato molto soprattutto della fetta francescana. Dopo, in effetti, se vorrete, mentre dialoghiamo, andremo a vedere degli affreschi del convento. Perché? Perché proprio a partire dalla cultura che si aveva anche religiosa, e per quello che riguarda Miglionico, oltre che avere la collegiata Santa Maria Maggiore, avevamo il convento dei riformati e degli osservanti riformati. ehm, Proprio questi centri hanno fatto sì che Miglionico crescesse anche culturalmente. E Miglionico non è seconda nemmeno a Matera dal punto di vista culturale, perché proprio dal punto di vista artistico ci sono stati insediamenti artistici quali le opere venete che le ritroviamo e a Matera e a Miglionico, e a Matera e a Miglionico. Quindi Miglionico è sempre stato una buona spalla di Matera, ma ha saputo anche difendersi dalla grandezza di Matera, instaurando proprio nel suo centro una sorta di presidio culturale autonomo, che quindi non sempre è andato, diciamo, come contraltare di Matera. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, soprattutto culturale, bisogna un attimino anche slegarla da quella che è proprio il suo contesto territoriale geografico. Come stiamo vedendo adesso nella grafica, ovviamente prima ho letto che qualcuno ha scritto, dice, si parla sempre del Castello del Malconsiglio, ma c'è qualcos'altro da visitare a Miglionico? C'è senz'altro, lo racconterò andando, però non possiamo non partire dal Castello del Malconsiglio, no? Già il nome stesso ci deve far immaginare quello che può essere accaduto in questo castello. Noi ce ne eravamo occupati già appunto con voi di Officine Mediterranee ad agosto con la Congiura dei Baroni, perché lì rivestivo anche il ruolo di direttore artistico della 14ª edizione, quindi ho avuto modo anche in quella puntata di sviscerare un po' quella che è la storia del Castello del Malconsiglio. Quindi non sarò né pesante né troppo tecnico, anche perché l'orario non ce lo consente. Ci facciamo così una chiacchierata davvero fra amici per raccontarvi che cosa? Per raccontarvi la storia di un monumento che, prima che essere stato soltanto la dimora di un signore, di San Severino in questo caso, perché il periodo in cui appunto c'è stata la congiura dei baroni nel 1485, erano appunto signori di Miglionico, Girolamo San Severino. Prima di essere una semplice dimora, è stato qualcosa di più. È stato il mezzo politico con cui si è andati a disinnescare o innescare una rivolta che, come
tutti ben sanno, la congiura dei baroni, no? È questa famosa congiura ai danni di Re Ferrante d'Aragona, quindi parliamo di uno dei re più importanti anche dal punto di vista storico, proprio per quella apertura mentale che aveva, che mai nessuno avrebbe immaginato nel 1400 si potesse avere, e quella voglia proprio di vedere nei propri sudditi, non solo dei sudditi, ma appunto coloro i quali davano la ricchezza alla corona, è motivo questo per farli diffidare sempre di più dagli stessi baroni, che pare che invece incamerassero i beni della corona non per difenderla ma per danneggiarla. Questa rivolta che c'è stata, che dal punto di vista storico è fondamentale, e per il Regno di Napoli e per i nostri paesi, e soprattutto anche per la politica che si è andata disegnando dopo, vede nel castello del Malconsiglio, nel castello di Miglionico, un luogo in cui poter, come dicevo, disinnescare, almeno apparentemente, una grossa rivolta. Cioè, la congiura dei baroni era una rivolta che storicamente al popolo danneggiava, perché c'erano delle vere e proprie rivolte che quindi impoverivano sempre di più sia la corona che ovviamente il popolo, perché man mano che la corona diminuiva le proprie ricchezze, ovviamente alzava le tasse, quindi era, diciamo, questo rapporto sempre conflittuale con il popolo. Miglionico in questo caso utilizza un luogo, utilizza il castello, che poi diventa del Malconsiglio perché poi la storia ci insegna che la pace, perdonatemi, fra gli sbalzi di temperatura non aiutano in questo periodo. Come dicevo, appunto, il castello del Malconsiglio viene chiamato così perché poi si è capito dove si è andati a parare, perché la pace che a quanto pare sarebbe stata siglata a Miglionico altro che non era che una pace fittizia, quindi una pace che assolutamente non ha portato agli esiti sperati, anzi proprio di lì a qualche anno i baroni sono stati tutti poi puniti da Re Ferrante. Re Ferrante, questo re davvero molto molto astuto, pare che non avesse molto diletto nel parlare e nel dialogare, e che non si capisse mai dove volesse andare a parare, però poi la storia ci ha insegnato che ha saputo prendere bene le redini del comando e quindi lottare contro i baroni e i signori che impoverivano senz'altro anche i territori. Proprio a partire da questo monumento centrale di Miglionico, il castello. Di lì io dico sempre, anche come consigliere alla cultura, parte la vita cittadina, cioè il castello del Malconsiglio è di sicuro l'emblema, però proprio intorno al castello del Malconsiglio poi si sviluppa anche quella che è la cultura di Miglionico, quella che è la storia di Miglionico, perché non è seconda per nulla a nessuno anche la storia della Basilica Santa Maria Maggiore, quindi quella che oggi appunto è la chiesa parrocchiale, che è stata una collegiata, quindi ha visto veramente l'alternarsi di molti arcipreti e preti che appunto formavano questa collegiata, e ha visto soprattutto l'arricchimento in essa con delle opere d'arte abbastanza preziose anche. Non vi faccio immaginare adesso il politico di Cima da Conegliano, perché adesso si ritrova nella chiesa parrocchiale, ma la sua ubicazione originaria non è quella, perché il politico viene appunto donato ai francescani, quindi non ha nulla a che vedere con la basilica collegiata. Quindi non vi faccio immaginare né il politico né il crocifisso, che tra l'altro sono le due opere più importanti che vengono conservate nella chiesa parrocchiale, ma vi faccio immaginare altri dipinti che ci sono, a partire da quella che è molto probabilmente un'opera di Alessandro Fracanzano, ed è appunto nell'abside, quindi è la pala d'altare praticamente. Vi faccio immaginare quello che adesso è andato in grafica, il portale del campanile, che molto probabilmente ha una pietà scolpita, se non da Altobello Persio direttamente, comunque artisti a lui affini o comunque vicini.
che soprattutto hanno operato e in Basilicata e in Puglia, quindi diciamo c'è sempre questa commistione. Diciamo Miglionico dal punto di vista artistico e storico-artistico risente molto della vicinanza con la Puglia, ed è stata una grande fortuna perché molte delle opere d'arte vengono veicolate anche attraverso il mare, vengono veicolate anche attraverso i viaggi. Teniamo presente che noi siamo appunto in territori in cui dalla terra d'Otranto appunto partivano queste spedizioni, che quindi avevano come risultato un grande dialogo fra Oriente ed Occidente, fra Venezia e quindi questi grandi centri. Ed eccolo qui il maestoso polittico, oggi come dicevo conservato nella basilica, nella chiesa parrocchiale, quindi nella chiesa Santa Maria Maggiore, e lo vediamo sistemato appunto in questa cornice settecentesca, che ovviamente non ricalca nello stile di Giovan Battista Cima da Conegliano, che è l'autore, né tantomeno l'età, quindi la cornice è posticcia, però ben si sposa, e devo dire anzi è stato forse un felice adeguamento che c'è stato nel 1782, come reca appunto una scritta sulla cornice lignea, o perlomeno sappiamo che quella è datata del 1782, non sappiamo bene quando sia stata risistemata in quella cornice. Una cosa è certa, che dal 1499, mi permetterai, proprio quest'anno, quest'estate, abbiamo, faccio una piccola digressione, faccio un piccolo riallaccio. Sempre a Miglionico c'è nella zona, diciamo, della cinta muraria, una torre che viene chiamata Torre di Fino, che sarebbe un po' la torre di confino, quindi diciamo riprende il nome. Se non sbaglio, voi non mi vedete più, giusto? No, continua, non ti preoccupare. Ah, ok, penso si sia perso il mio video, però penso sia importante più la mia voce che il mio video. Allora, come vi dicevo, quest'estate abbiamo con l'amministrazione comunale, con il sindaco Giulio Traietta e con la fondazione Elpis di Milano installato su questa piazzetta, che appunto è a Torre di Fino, quindi un po' esterna, diciamo, a uno dei 4 cardini del paese, un visore. Perché? Perché questi 2 artisti contemporanei, quando sono venuti a fare un sopralluogo, diciamo, dovevano scegliere quale opera d'arte inserire nel contesto miglionichese. Ci hanno pensato, ci hanno ripensato, proprio grazie alle 7M, no? Milone, Milite Magnum, Unimiglionico di Magnifiche Mura, quello che sono le 7M anche dello stemma municipale di Miglionico. Pensando a queste 7M, non le hanno viste come appunto le 7M di Miglionico, bensì le hanno viste come a 70.000 chilometri da Miglionico. Quindi hanno prodotto questo visore che, invece di affacciarsi e vedere piuttosto la diga che la vicina Matera o altre zone, Montacuto penso, ed altre zone, che con un cannocchiale, con un visore, no? Quelli che siamo abituati a vedere, per intenderci, a Firenze su Piazzale Michelangelo, questo visore non guarda sulle colline di fronte piuttosto che sui paesi, bensì guarda a 70.000 chilometri, quindi a 7.000 chilometri, perdonami. Quindi nell'idea di questi artisti c'era quello di far vedere al miglionichese qualcosa che non avrebbe visto, diciamo, con l'occhio naturale. Quando abbiamo inaugurato quest'opera, ho detto: ragazzi, io sono felicissimo dell'operazione che avete fatto, voi lo sapete, io provo a rimettere il video, però ecco, si era bloccato. Io sono felicissimo dell'operazione che avete fatto, però dovete sapere che Miglionico guarda ben oltre la propria sponda, la propria diga, da molto molto tempo. Perché? Perché noi abbiamo a Miglionico, e ho spiegato lì un po' il politico di Cima da Conegliano, uno dei primissimi esempi di vedutismo. Perché Cima da Conegliano, soprattutto il nostro politico, è uno dei primissimi esempi di quella che è la pittura di Giovan Battista Cima, che quindi ci fa guardare oltre. Non c'è più lo sfondo dorato, non c'è più il fondo oro che, diciamo, va a sagomare le figure le figure dei santi, ma
si va oltre, si va nel panorama. Quindi dico, i milioni che si sono già abituati a vedere un paesaggio che non è il loro e che è molto più lontano, perché bastava che vedessero il politico e avrebbero fatto lo stesso esperimento che oggi noi proviamo a fare con il visore. Quindi molte volte cambiano le tecnologie, ma gli intenti sono gli stessi. Questo per riallacciarmi appunto al Cima da Conegliano conservato a Miglionico, che è importante non soltanto perché è un Cima da Conegliano, sono 18 tavole. Dietro non abbiamo un fondo oro come il Polittico di Olera, bensì abbiamo uno sfondo, quindi abbiamo questo vedutismo di Cima da Conegliano, ed è uno degli esempi più integri anche di Giovan Battista Cima, ma soprattutto diventa importante nel momento in cui mettiamo in relazione quanto Miglionico negli anni e nella sua storia sia stato importante, tanto da poter avere anche queste opere così preziose. Perché se pensiamo al Cima da Conegliano piuttosto che al crocifisso di Padre Umile da Petralia Soprana, ci rendiamo conto che, essendo delle opere comunque prodotte per i francescani, il centro francescano di Miglionico è sicuro e storicamente certo sia stato importante a livello almeno della propria provincia monastica. Quindi proprio l'importanza di queste opere e la preziosità di queste ci fa capire quanto Miglionico non sia stata culturalmente e storicamente seconda a nessuno, anzi è stato un centro che davvero è stato fondamentale ed è stato anche dal punto di vista culturale, e lo è ancora, oggetto di studi e di ricerche. Ci sono molti, mi è capitato proprio personalmente, ci sono molti studenti anche delle università più disparate d'Italia, anche quelle molto a nord, che molto spesso mi contattano, in questo caso diciamo anche perché un po' a livello proprio di riferimento, diciamo di solito si contattano il sindaco, il consigliere alla cultura, diciamo ci sono no, questi legami. Sono tanti i ragazzi che fanno ricerca e studio sulle opere miglionichesi. Questo ad esempio che stiamo vedendo in video. Bellissima questa domanda, perdonami, mi sono fermato un attimino a leggere la domanda di Jenny. Scusa Fabrizio, no, volevo solo dire questo, rispondo prima, poi risponderai anche tu. Sì. Io metto di dire che con la narrazione di Fabrizio Perrone è un borgo da sentire, Miglionico. Basta, cioè, è una cosa che dà valore aggiunto. Adesso non puoi dire la tua, scusami Fabrizio. No, io allora facciamo così, io vi direi un'altra cosa, non è né da visitare né da sentire, è da vivere. E per viverlo bisogna ovviamente visitarlo e sentirlo, ma io soprattutto vi invito ad entrare, e a Miglionico ancora si può fare, mentre si visita, entrare nei vicoletti a sentire il profumo ancora di quella cucina genuina. In molti paesi, devo dire, non è che Miglionico sia l'unico ad avere questo, da questo punto di vista non ci sentiamo primi contro nessuno. Però vi posso garantire che è qualcosa che si può ancora fare. C'è un cartello bellissimo fatto installare dal nostro sindaco, appunto da Giulio Traietta, che dice: qui in questo paese i bambini ancora giocano, quindi fate attenzione. Quindi c'è questo segnale no, di stop per le macchine in cui, ed è vero, in questo paese riusciamo a fare ancora tanto e riusciamo anche, come state vedendo, a narrare quello che ci è rimasto. Queste immagini che stiamo vedendo sono le immagini degli affreschi che si ritrovano nel convento francescano di Miglionico, un convento che è molto legato alla famiglia Sanseverino, perché nel momento in cui è stato eretto proprio a spese della famiglia Sanseverino. Viene eretto nel 1439, quindi come state vedendo, diciamo, il clou del momento storico importante per Miglionico è proprio gli anni intorno al 1400. Poi diciamo di lì in poi prende davvero avvio una scia ed un percorso culturale che va sempre più in ascesa, però diciamo sostanzialmente siamo nel 400 quando ci sono questi grossi avvenimenti.
Quindi questo qui è il chiostro del ormai quasi diruto convento francescano. Noi come amministrazione comunale stiamo davvero, e Giulio soprattutto, il nostro sindaco anche da assessore, ha provato più volte a candidarlo con delle opere di restauro di importantissime cifre, cioè che davvero sono da capogiro, che però noi ci auguriamo comunque di riuscire a prendere, perché è, diciamo, il nostro cruccio, come si potrebbe dire, cioè quello per cui non dormiamo la notte, perché appunto il convento francescano dalle soppressioni in poi purtroppo è diventato casa municipale, ma subito dopo ha comunque avuto un declino che oggi ci porta purtroppo a dire che è quasi davvero è inagibile, e soprattutto molti degli affreschi che sono all'interno, motivo questo perché non erano tutti a buon fresco, quindi alcuni erano a buon fresco, alcuni erano dipinti murali si sono via via sgretolati, e quindi non abbiamo più da questo punto di vista alcune narrazioni. Il chiostro del convento di Miglionico diventa importante anche dal punto di vista storico-artistico, non solo perché è un chiostro affrescato, ma questo lo ritroviamo in tutti i paesi e in tutti soprattutto i conventi francescani, perché i francescani, e questo mi piace sempre dirlo, erano un ordine molto molto connesso l'uno fra l'altro, quindi proprio ogni provincia era connessa con l'altra, quindi diciamo abbiamo una standardizzazione dello stile e delle opere che vi sono all'interno che sono pressoché uguali, tant'è vero, tu come architetto mi insegni che quando si vede una chiesa francescana la si riconosce subito, ci sono dei dettagli, dei particolari che ti fanno subito capire che si tratta di una chiesa francescana o di impianto francescano. Miglionico in questo, proprio seguendo la scia di quella che è stata l'importanza del convento, questa anche grazie alla figura di padre Eufemio da Miglionico, una figura davvero prestigiosa, un frate che appunto vive anche nel convento di Miglionico, riesce ad avere anche qualche ruolo, maestro dei novizi, piuttosto che padre guardiano. Questo frate qui, padre Eufemio da Miglionico, è una delle presenze più importanti all'interno di questo convento, e molto probabilmente proprio grazie a padre Eufemio. Sul crocifisso ne sono molto certo, sul polittico abbastanza, è proprio grazie a padre Eufemio che si riescono a veicolare molte opere d'arte. Questo perché si era distinto. Padre Eufemio noi lo ritroviamo addirittura nei leggendari francescani, quindi no, questi grandi volumi in cui venivano inserite le vite di tutti diciamo, i frati in odore di santità, quelli che meglio avevano servito la comunità, e queste sono delle opere di letteratura davvero stupende. Io ho avuto modo di leggerle per motivi di studio, però consiglio davvero a tutti una lettura di qualche santo, magari quando fate qualche ricerca nei vostri paesi, andate a vedere subito i leggendari francescani, perché se c'è qualche frate che si è distinto, subito lo ritrovate. E padre Eufemio, quando si tratta della vita di padre Eufemio, viene ovviamente narrata con quello stile agiografico che è proprio diciamo, di questa letteratura, che comunque prende sempre prende sempre esempio dalla vita di Francesco, e così come Francesco e l'Alter Christus, i frati che appunto seguono Francesco diventano una copia di Francesco verso appunto questa divinizzazione. Come vi stavo dicendo, leggendo la vita di padre Eufemio e dai leggendari e da altre fonti d'archivio, quello che più diciamo è importante dire è che questo frate sia stato così importante per la comunità miglionichese che è riuscito, nonostante il suo voto alla povertà, perché poi i francescani fanno il voto alla povertà, però molte volte noi non ci facciamo la domanda al contrario. La povertà significa che loro non devono acquistare, ma questo non significa che gli venga donato. Quindi per essere, diciamo,
per avere queste grosse donazioni, vuol dire che davvero la fama di questa persona, di Padre Eufemio, doveva essere altrettanto alta. E queste due opere, quali il Polittico e il Crocifisso, ne testimoniano grandemente, diciamo, e l'importanza del convento e della personalità di Padre Eufemio. Ma anche gli stessi affreschi, quelli che vediamo conservati nel convento, narrano di una storia e di un momento storico in cui Miglionico aveva all'attivo un convento con diversi frati e soprattutto un convento che non era secondo a nessuno, soprattutto nella provincia monastica, motivo per cui era letteralmente decorato in tutte le sue parti, era affrescato, e questo ci fa ben sperare anche per chi, diciamo, come me, sogna che si possa identificare una scuola di frati pittori che si sia girata la Basilicata e ognuno, diciamo, per la propria provincia, abbiano decorato i chiostri. Quindi legare anche la storia particolare di un paese a quella che invece è comunitaria di più paesi, perché se pensiamo soltanto alla provincia riformata di Basilicata, l'esempio più eclatante, ed è proprio qui in Basilicata, è quello di molti conventi, alcuni dei quali poi ripassano, diciamo, nelle fila francescane ordinarie, ma molti conventi degli osservanti e dei riformati, quindi molti conventi, molti centri cittadini che si avvicinano a una, appunto, a una fetta della religione cattolica, quale quella appunto dei francescani, e ancora più duri gli osservanti, quelli che davvero la riforma francescana l'avevano presa per bene, e che quindi vedono in questo nuovo presidio un presidio culturale. Quindi è una storia fatta davvero su più livelli, cioè non c'è soltanto la storia grande, non c'è soltanto la storia importante, c'è anche la storia del piccolo, del La minuscolo, del storia secondo me, fraticello. Fabrizio, sì, la storia è uguale per tutti, nel senso che, dici bene, non esiste una storia grande e una storia piccola, no, è tutta uguale, perché tante storie piccole sono quelle che poi fanno i grandi eventi. Cioè, tu hai visto che la storia di Miglionico, che è una storia tra virgolette dovrebbe essere di un piccolo centro, però è fatta anche di, tanto per fare un esempio, è fatta di un grande evento come la Congiura dei Baroni, che è stato un evento di portata nazionale, quello che era il Regno di Napoli del 1485. Politico di Cima da Conegliano del 1499. È una cosa che diciamo varca quelli che erano i confini delle province dell'epoca, perché non dimentichiamo che all'epoca Matera faceva parte della terra d'Otranto, è diventata è entrata nella provincia della Basilicata nel 1667, ma con lo scopo ben preciso di farla diventare il capoluogo di questa provincia, perché poi il capoluogo aveva una funzione simbolica, era il luogo dove c'era la regia udienza, dove si tenevano i processi di la capitale. Sì, esatto, la capitale. E quindi quando Matera nel 1400 era in terra d'Otranto, Miglionico era una terra di frontiere, era una terra di confine. Se pensiamo all'importanza che ha avuto, diciamo, l'arte e anche l'architettura veneto-dalmata, che viaggiava nell'Adriatico, e quindi la costa pugliese era facilmente raggiungibile. Cioè, oltre alle tante opere d'arte della scuola veneta, c'erano anche delle opere architettoniche, perché non dimentichiamo che in Puglia ci sono 3 chiese importanti, come la cattedrale di Ostuni, come la chiesa di San Lorenzo alla Terza e come la chiesa madre di Mottola, che sono proprio delle chiese tra l'altro Miglionico e Mottola sono molto legati, sono legati da un arcivescovato, Miglionico e Mottola. Penso anche la Terza, però Miglionico e Mottola lo so per certo, sono molto legati storicamente. Sì, quindi come vedi, Fabrizio, la grande e la piccola storia alla fine si intrecciano in maniera incredibile, insomma, quindi... Assolutamente. Ora, tra le cose che ho letto, vado più o meno così a memoria, alcuni nostri ascoltatori che sono
persone che io li vedo, cioè, seguono le nostre trasmissioni, quindi si appassionano alle nostre trasmissioni, ti chiedono come si fa, per esempio, cioè, se uno viene a Miglionico, qual è la cosa con cui Miglionico si identifica, una cosa importante di Miglionico, nella quale dice, beh, io vado a Miglionico per quel libro. Allora, Seconda domanda è: sei consigliere con Strato, da un grande sindaco che io ho l'onore di conoscere personalmente e che posso dirlo senza mezzi termini, che è sicuramente uno dei migliori sindaci della Basilicata. Ho anche altri sindaci, ho visto che, cioè, i più giovani sono i che più si danno da fare per le proprie realtà, insomma. E ti chiedeva appunto il nostro ascoltatore come si fa a fare turismo in un centro come Miglionico con i pochi mezzi che ci sono a disposizione. Non è una cosa semplice, però da quello che tu ci hai allora, da questo raccontato, punto dalle di puntate vista ti posso precedenti, cioè, rispondere. mi sembra di capire che si fanno delle cose, insomma, a Miglionico. Beh, sì. Allora, tu proprio conoscendo di persona Giulio potrai immaginare che fervore a Giulio. Io non ricordo, ma penso di averlo già fatto, ma io davvero sono grato a Giulio anche, diciamo, in questo perché ci dà la possibilità, ecco, di poter anche dialogare, quindi sconfinare, diciamo, anche dagli impegni politici. Quindi davvero il mio ringraziamento va soprattutto a Giulio, quale sindaco di Miglionico e quale soprattutto portatore di una ventata non di novità soltanto, perché essere innovativi, diciamo, è sempre così tanto bello, però diciamo, è sempre un qualcosa che diciamo, viene accomunato all'essere giovani. Quindi Giulio non ci porta soltanto la novità. Giulio è capace di guardare ed avere una visione che sia proiettata non di qui a 5 anni, non di qui o a 10 anni per un prossimo mandato, ma di qui a e non si sa dove, perché Giulio è innamorato come lo siamo noi, come lo è tutto il gruppo consigliare, il gruppo amministrativo, ma tutti i cittadini di Miglionico. Siamo innamorati di Miglionico, che è il primo dato di fondo ed è quello su cui poi si gettano le basi per qualsiasi cosa, perché la prima cosa secondo me è bisogna innamorarsi del posto in cui si vive, oppure del posto in cui si sceglie di vivere, perché di lì, dall'innamoramento in poi, tutto quello che andrà a fare, tutto quello che si andrà a costruire, non potrà che essere in un'ottica di miglioramento. Alla prima domanda che mi facevi era in cosa Miglionico si identifica. Come avete potuto notare, Miglionico, secondo me, potrebbe avere un po' di difficoltà a identificarsi in una sola cosa, perché potremmo identificarci nel Castello del Malconsiglio, che è una fetta di storia importantissima, potremmo identificarci nel politico, nel crocifisso, nel fico, il fico secco di Miglionico, che è, diciamo, proverbiale la sua importanza, e storica anche la sua importanza. Quindi, diciamo, secondo me il miglionicese ha un po' di difficoltà anche a identificarsi in qualcosa. Io direi che noi ci identifichiamo in Miglionico, quindi perché venire a Miglionico? Cosa fare a Miglionico? A Miglionico innanzitutto devi venirti a rilassare, quindi devi venire davvero a goderti una giornata con il paesaggio, che sia bello, che sia brutto il tempo, non ha importanza, non è quello che vi deve fermare. Innanzitutto devi venire a rilassarti e lo devi fare perché Miglionico ha bisogno di essere visitata davvero con un tempo lento, perché se pensiamo a una visita guidata, che io non sempre amo, devo dire, le visite guidate, diciamo, sono quelle visite in cui si va a tambur battente, questo è, questo è, guardate lì, e si perde il filo di tutto, perché non si ha il tempo di far abituare l'occhio non dove ti dicono di guardare, ma dove tu vuoi guardare, perché c'è chi potrebbe cogliere qualcosa in un particolare artistico, c'è chi potrebbe farlo in un particolare paesaggistico. C'è chi può magari stare e voler stare un'ora a guardare la diga piuttosto che ad andarci fisicamente alla diga di San Giuliano, c'è chi magari vorrebbe stare un'ora davanti al politico. Quindi
sostanzialmente Miglionico deve essere visitato e visitato lentamente. Perché? E con ciò io rispondo alla seconda domanda, quindi diciamo in questo voglio essere un po' furbetto, mi riaggancio. Perché le visite lente? Perché? Perché quando noi parliamo di turismo, soprattutto in questo periodo, innanzitutto noi diciamo si parla di turismo e di politiche di turismo molte volte accomunandole alle grandi realtà. Miglionico non può essere ovviamente accomunata nemmeno alla realtà di Matera dal punto di vista turistico, perché offre senza dubbio meno servizi, ma soprattutto in scala non può assolutamente, diciamo, reggere il confronto. Ma soltanto per, diciamo, la quantità anche di esperienze da fare. Quindi il problema non è come settare il turismo, soprattutto nel momento in cui noi il turismo lo guardiamo su larga scala e quindi non riusciremo mai a fare un discorso turistico. Però, d'altro canto, vi voglio portare un'altra esperienza, un altro esempio, che è quello di quest'anno della Congiura, perché proprio attraverso la Congiura dei Baroni, e questo diciamo esula dall'organizzazione della Congiura dei Baroni, ma come evento che si è diramato su 4 giorni, abbiamo potuto constatare come il turismo sia stato più settato, ognuno è potuto venire il giorno in cui preferiva e preferiva fare le determinate attività che venivano proposte, e quindi in 4 giorni ci siamo spalmati un flusso turistico alto, ma che non ha mandato in cortocircuito né i canoni di sicurezza e quant'altro per gli eventi, né tantomeno la macchina organizzativa. Questo perché? Perché sono sempre più convinto che questi luoghi, ma un po' anche come Craco, io sono stato visitatore a Craco, quindi ho fatto il ticket, no, per visitare la città vecchia di Craco, la città fantasma, e la cosa che ad esempio a me ha colpito di più, oltre che la chiesa di Ruta e con ancora gli arredi per terra, gli asini che erano lì. Perché io sono un amante dei cavalli, e quindi in quel momento in cui ero visitatore, mentre tutti si concentravano piuttosto sulla storia di Craco e su come sia diventato un paese fantasma, io ero sotto proprio all'inizio di Craco con degli asini a guardarli mentre entravano e uscivano dalle case. Questo perché? Perché ci insegna l'esperienza di Craco, piuttosto che l'esperienza di Miglionico, che non deve essere un turismo forzato là dove qualcuno ti deve dire per forza e assolutamente quello che tu devi guardare. Perché non ha senso in questi centri? Perché in questi centri ognuno dove butta gli occhi, trova qualcosa da guardare, trova qualcosa da vivere, e soprattutto io invito a un turismo che sia meno frenetico, meno nevrotico, quindi che si abbia meno quell'ansia di dover guardare tutto e di dover fare tutte le attività proposte. Vi faccio un esempio, è proprio di qualche mese fa, di un mesetto fa, l'iniziativa che l'amministrazione comunale ha fatto con un'associazione di amatori delle perdonami, mi sfugge, delle bike, no? Delle mountain bike e delle gite, del trekking in bike praticamente, dovrebbe essere, ora mi perdonerete ma non conosco benissimo lo sport, è proprio di un mese fa l'apertura del bike sharing. Quindi nel momento in cui un visitatore viene a Miglionico può anche decidere di fare un percorso naturalistico tramite mountain bike, quindi andando in mountain bike con una visita guidata e quindi fittando delle mountain bike, tra l'altro di ultimissima generazione, perché sono delle mountain bike con la pedalata assistita. Ho fatto anch'io il giro di prova ed è stato qualcosa di fenomenale, in un percorso naturalistico che prende appunto la via Materana, piuttosto che la via dei boschi, piuttosto che le campagne vicino Miglionico, piuttosto che la Porticella, perché poi di siti e di cose interessanti da vedere ce n'è tanta. Per farvi un esempio, la Porticella, che è appunto questa chiesa, la chiesa del Romitone affrescata, che è bellissima e che si trova fuori città, fuori paese, nell'agro miglionichese, nella zona appunto di Pian dell'Oste, ed è una chiesetta che è davvero carina,
bellissima da vedere, anche molto, diciamo, è ben affrescata, quindi è qualcosa di bellissimo per gli occhi da vedere, ma soprattutto fai una giornata nella natura che non ti invidia nessuno, cioè, che anzi non è seconda a nessuno e che ti invidiano tutti. Quindi, per farvi capire cosa fare a Miglionico le attività sono tante, quelle che si possono fare, dal semplice passeggiare per il centro storico e visitare quelli che sono i siti, tra cui la chiesa maggiore di Santa Maria Maggiore, piuttosto che la chiesa di Santa Maria delle Grazie, un'altra chiesa completamente affrescata che è davvero una delizia per gli occhi, piuttosto che fare percorsi naturalistici con le mountain bike o ancora percorsi di trekking con le associazioni di trekking che ci sono sul posto, oppure la visita guidata, la sala multimediale che racconta la congiura dei baroni, quindi siete davvero immersi nel vivo della cena con Re Ferrante e quindi con tutti i baroni, perché ci si siede appunto nei tronetti messi a disposizione fra i tanti congiurati e il re, e si ascolta quello che si dicevano, almeno noi lo sappiamo dalle fonti di Camillo Porzio, quello che si sono detti appunto a questa cena in cui si è voluti quasi sigillare questa famosa pace che poi Io l'ho non è fatta, esistita. Fabrizio, l'ho fatta questa cosa, cioè, è L'hai una cosa fatta? veramente simpatica. E come no, l'ho fatta un po' di anni fa, però comunque era veramente una cosa interessante, una cosa simpatica. Infatti tutto il gruppo con cui ero andato ci siamo tutti quanti appassionati a questa cosa. Quindi, no, ma poi a parte quello, Fabrizio, ecco, camminando nelle strade, tu dici bene, cioè ti puoi fare la semplice passeggiata. Anch'io sono dell'avviso che fare le visite guidate, a meno che, vabbè, nel caso di Cracov la devi fare per forza la visita guidata, perché là è interdetto cioè là quando nel 2009 mi pare ci fu un'ordinanza che cioè, imponeva per motivi di sicurezza di recintare tutto questo, perché insomma, le persone si avventuravano così a loro rischio e pericolo, ma a loro rischio e pericolo fino a un certo punto. Poi ne rispondeva il sindaco, ne rispondeva ovviamente chi era responsabile del centro, e poi insomma la visita guidata per forza. Però a proposito del discorso del silenzio eccetera, mi diceva una delle guide, che questo un po' di anni fa, che un visitatore pagò il biglietto e poi disse: guardate, scusatemi, io la visita guidata vi ringrazio, ma non la voglio fare. Si sedette in un punto e stette un'ora e più a guardare il paesaggio, cioè, non so che cosa. E poi alla fine, cioè, quando tornarono dal fare tutto il giro eccetera eccetera, si riaggregò al gruppo e quindi se ne uscirono. Quindi come vedi ci sono situazioni che non vanno sottovalutate. Le persone, cioè, non tutti vanno trovando il caos, come purtroppo è diventata Matera in questo periodo, perché se tu vai a Matera, cioè, oramai il turismo di Matera è quello, ma per carità è anche giusto che sia così, però c'è anche un altro tipo di turismo e che sto vedendo che è sempre più oggetto di interesse da parte delle persone, soprattutto, ripeto, molti che vengono dall'estero, che hanno proprio questo, ama il silenzio, ama guardare, non lo so, il paesaggio, oppure guardare le case, oppure guardare qualcosa che magari forse solo lui farci qualcosa cioè uno si può pure chiedere, ma che ci trova di così interessante? Eppure non è così, quindi bisogna avere considerazione appunto anche di queste situazioni. Assolutamente. Bene, benissimo Fabrizio, non lo so, tu immagino che allora io non posso che rinnovarvi l'invito a venire a Miglionico, però ecco, questo lasciamolo dire, oltre al silenzio sappiate che ci sono tantissime altre attività e molti eventi che vengono fatti all'interno del comune, non solo d'estate, perché quello che è l'intento dell'amministrazione comunale è anche fare un calendario invernale che porti, diciamo, lo abbiamo fatto già l'anno scorso, se penso ad esempio a una programmazione teatrale che c'è stata l'anno scorso proprio nel castello, per cui ogni sabato veniva
veniva fatta un'opera teatrale, e quindi diciamo una programmazione anche invernale che possa diciamo far godere al visitatore anche di altre esperienze, quali possono essere quelle appunto degli eventi che diciamo Miglionico è un po' famosa per gli eventi estivi e per il suo cartellone estivo sempre molto, molto ricco. Ecco, stiamo cercando dal punto di vista amministrativo anche di farlo e di proiettarlo in inverno per una sempre più, voglio dire, vita cittadina attiva, ma anche per accogliere meglio il visitatore e per inneggiare sì a quel turismo lento e fatto da consapevolezza. Quindi quando noi parliamo di turismo mordi e fuggi, diciamo a priori non ci appartiene, e non siamo nemmeno noi diciamo a volerlo, ma nonostante diciamo ci sia di rimpetto questo turismo sempre più affannoso, non posso che diciamo rinnovare il mio invito a questo turismo fatto di lentezza. Veniamoci a rilassare in questi centri, quali possono essere Miglionico, ma anche gli altri paesi limitrofi che nulla hanno da invidiare a Miglionico. Quindi davvero un percorso, perché poi Miglionico è subito dopo Matera, subito dopo Miglionico c'è Grottole, c'è Pomarico, c'è Ferrandina. Quindi iniziare a guardare anche un turismo itinerante che non abbia la foga di arrivare non so dove, cioè partire, che ne so, da Ferrandina per arrivare per forza a Matera, partire da Ferrandina, muoversi per Miglionico, la Valle del Basento, piuttosto che Grottole, piuttosto che altri centri cittadini vicino, passando per Miglionico, arrivando poi a Matera. Un po' come quando si facevano i tour, no? I grand tour che venivano compiuti. Lì diciamo per esigenze tecniche, perché non avevano l'automobile come noi, dovevano per forza stazionare. Però l'importanza di quei tour che sono stati fatti risiede proprio nel fatto che chi l'abbia compiuto si sia fermato in più posti, motivo per cui ogni posto ha avuto diritto a un pezzettino di storia. E se noi, diciamo, dei piccoli centri abbiamo ancora una ricerca storica che può andare avanti proprio grazie a questo, perché storicamente la gente si è fermata e non ci resta che nel 2025-26, l'anno prossimo, Matera sarà capitale europea del dialogo e del Mediterraneo, proprio prendendo spunto da questi che sono i titoli che vengono affidati alla città di Matera, ma anche di rimpetto a noi che siamo, voglio dire, spalla di Matera, proprio prendendo spunto da questi titoli che vengono affidati, ricordarci che è quello di cui abbiamo bisogno e che la storia la si scrive anche oggi e lo si può fare con una conoscenza davvero settata del proprio territorio e del territorio che si va a vivere, senza la troppa fretta e senza soprattutto questa morbosità verso appunto l'arrivo del viaggio. Godiamoci gli istanti. Perfetto. Senti, allora, Fabrizio, prima di lasciarci, e dico io, magari poi ricordalo pure tu prima di chiudere la trasmissione, le giornate FAI d'autunno, quindi domani al forno di Al forno, Miglionico. sì, ecco, qui vediamo la signora Sì, Rosalba infatti che... stiamo vedendo delle immagini, sì, che io avevo Sì, sono visto. video tra l'altro che ho fatto io stamattina e che ho girato a Donato con la preghiera di Sì, farli, se si riusciva, di farli uscire, perché è proprio bello vedere, ecco, la signora che sì, con la sì, chiave, sì. no, i poveri che diciamo non riuscivano ad avere un timbro, quindi andavano a marcare addirittura. Stamattina, perdonami Sì. Franco, davvero vado a chiudere. E stamattina mentre mi facevano vedere diciamo, questo momento in cui viene lasciato il pane nel forno e quindi automaticamente, tenendo presente che questi erano forni comuni, quindi forni in cui tutti andavano a lasciare il pane per farlo A infornare, cuocere quindi il ci pane. doveva essere un metodo poi per riconoscere la propria pagnotta. Questo è il momento in cui si dice che sul cornetto viene fatto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ecco perché sono tre. Ormai sto diventando bravo anche a panificare, quindi e non è improbabile che poi facciamo un'intervista sul pane e su come si fa. Sì, sì, no, ma infatti, ma appunto io questo
Se ritenete che ci siano cose importanti, diciamo, cioè noi possiamo tranquillamente prevedere un'altra puntata su Miglionico. Ora, tu adesso hai visto più o meno come funzionano le nostre puntate di Vieni al Sud, per cui sappi che in qualsiasi momento, cioè se avete cose, diciamo, interessanti che ritenete che sia utile proporle, noi siamo comunque a vostra disposizione, lo facciamo veramente con molto piacere, insomma. Quindi va bene, Fabrizio. E allora cosa Perfetto, dici? allora io vi È stato ringrazio un davvero per piacere. avermi ospitato e che il piacere è stato davvero tutto mio. Vi porto anche i saluti di Giulio, del sindaco di Miglionico, Giulio Traietta, da parte anche di tutta l'amministrazione comunale. Vi ribadisco l'invito domani per le giornate autunnali del FAI e quindi domani poi andremo a chiudere queste giornate, ma senz'altro poi vi aspetteremo in primavera, perché voglio dire, di qui quella visione a guardare sempre oltre, quindi non posso che davvero dirvi che vi aspettiamo a Miglionico e qualora fra i nostri ascoltatori ci sia qualcuno che viene e ha modo di incontrarmi, sarò ben lieto di conoscerlo e accompagnarlo poi nei posti, diciamo, più importanti di Miglionico. Grazie ancora. Perfetto, benissimo, grazie a te Fabrizio e grazie a voi che ci avete seguito insomma, con interesse, perché dalle domande che avete fatto, dalle varie affermazioni dei nostri ascoltatori, mi è parso di capire che anche stasera l'interesse è stato molto elevato. Benissimo, allora io vi saluto e vi esorto ancora una volta, per chi ne ha la possibilità ovviamente, a fare un salto a Miglionico domani a vedere questo antico forno. Un saluto anche al nostro regista Donato Rinaldi e arrivederci alla prossima puntata di Vieni al Sud.